which means there isn't a seat in front of you. All bags need to be in the overhead bins for takeoff and landing. You may use your cell phone and any other handheld electronic. Sono 12 ore. Una volata. Un'altra domanda? Una vacanza. Andiamo a fare un po' di distanza, andiamo a cercare i sogni. Andiamo a cercare i sogni. Los Angeles. Come on. Stop, arriviamo. Ma non me che io voglio stare con te, perché se non la c'è sola, sulla tua mi basta buona. Stiamo per girare il video di Mare Mo. Sulla tua, amore mio. Andrea. Questo è per lo special. Io sto con gli occhiali da sole, ma qua non c'è il sole e fa freddo. Fa proprio freddo. Cioè tu dici Los Angeles, dici fa freddo. Andrea Sanino from Naples, Italy. And my day. Allora riprendi loro, vedi? Venite nello special, venite! Una ragazza che ho ricevuto un invito molto particolare, venite con me. Ho fatto guarda che Andrea. A Los Angeles? No, con Napoli nel cuore sempre. Sta in fronte a te, oh sola, oh sogni, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Siamo bravissimi, siamo. Io ringrazio te soprattutto per la genialata del momento, perché come diceva Giuliana è stata una cosa nata così all'improvviso e nella musica, nel mio caso, dico sempre che ho il passaporto napoletano, cioè è la musica napoletana che riesce a portarci un po' tutti in giro per il mondo, quindi grazie alla musica napoletana. Abbiamo appena terminato le prove per un'esibizione totalmente improvvisata che è nata per magia questa sera. Abbiamo interpretato una versione particolare di Io Sole Mio. Abbiamo provato, poi stasera la andremo ad eseguire davanti al pubblico. Ragazzi, adesso andiamo a trovare Daniele Uditi, che è un grande, un ragazzo che rappresenta il sogno americano. Partito dalla Campania, ha realizzato una catena magnifica di pizzerie qui a Los Angeles ed è un mio grande amico. È tra l'altro anche executive chef presso le case e le ville degli attori più importanti di Beverly Hills e di Los Angeles, quindi è veramente un grande. Può fare una pizza, venite a vedere. Poi faccio vedere.
la verità, tu vieni in trasporto, quindi da via del tribunale, che so da ciò. No, che mi faccia vedere quella strada. E allora si abbracciamo più forte, grande Andrea. Diciamolo, diciamolo. No, non lo dire. Vedete come stanno incappottando? No. E io in camicetta, capito? Noi siamo anziani. Bene. Santa Monica. Freschezza. Yo, much love to Andrea from California, United States of America. Superstar right here. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Fatto foto? Ciao a tutti, esperienza magnifica a Los Angeles, Hollywood Studios. Quindi Alberto, stasera è l'unica sera del nostro viaggio a Los Angeles in cui ci siamo concessi un break tutto per noi e siamo venuti all'Hard Rock, tappa fissa. sorry, I don't understand Italian. Esatto, lui è un grandissimo Musicista americano. batterista, musicista americano, non capisce una parola di italiano, figuriamoci in napoletano. Tipo se gli dici per esempio you are a grand Green Rock. Green Rock. Rocchia? Rocchia. What's Rocchia? Ma tu sei proprio un secondigliano. Secondigliano, bene, you know bene. Bravo. Una completina gioia abbiamo. La mattina andiamo a cavallo, giusto? No. No, è la colazione. Ah, la colazione, facciamo finta che facciamo colazione, una cosa che poi vedrete nel video. Poi usciamo, io prendo il pick up che ho imparato a guidare oggi. Poi la sera dovrebbe esserci grande evento. Ma dico dovrebbe esserci perché fin quando non si realizza io non ci credo. Poi se me lo vedete nello special significa che dopo Alberto inquadrerà le mie lacrime. Notte e giorno ci pensiamo, quando siamo mai sicuri. Stiamo completando il video di Dimane Mo. Non fa niente, Abbigliamento da avventuriero e finiamo questo video che mi colpirà. a chi parla Finalmente una bella mattinata rilassata dopo questi giorni di stress. mi sento male. Ok, abbiamo fatto tutto velocemente ma ce l'abbiamo fatta. E stamattina va tutto a gonfio. C'è anche il sole. Solo tu sai veramente che le può portare. Fatti sentire, non aspettare prima. Ci che capi, scelta di te non può mai sapere, si fa bene, si fa male. Per non morire, sta a sentire, fa quello che vuoi, perché rimane mai. Quanta luce che ci sta, non devi che
senza Le avventure di Venice Beach. una ragione di dormiente che ci può salvare. Fammi sentire, non aspettare di ci che capi, scende che tutte mani. Oggi andiamo a Joshua Tree. Ci hanno detto che è una zona dove c'è il deserto, invece c'è neve ovunque. La neve nel deserto, stanno i cactus pieni di neve, è un qualcosa di incredibile, mai visto prima. Questa sera invece è la volta di Unica Energia che ha dato un party per Los Angeles Italia. Io sono stato invitato e sono felicissimo, grazie al mio amico Aldo Arcangeli. Credo sia una serata molto bella. Ora noi ci intrufoliamo con la telecamera. Tanto no, vabbè, giusto? Certo. Ci andiamo? Vai. Andiamo a vedere? Andiamo, va. Andiamo. Los Angeles, Andrea Sannino. Abbracciami più forte, perché pochi sanno fuori. Se tutto il tempo che è passato a tempo perso, oggi le mani non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Ed in tempo di gara ci sono, come scegliere mani stivi Oh, eccoci qua. Allora, stiamo aspettando Desiree, che è l'attrice bellissima e bravissima che girerà con me il video di Noi stiamo ancora qua. Sono felicissimo perché è un brano a cui tengo particolarmente, perché apre sia lo spettacolo dal vivo che il disco, quindi sarà una magnifica esperienza, sono sicuro. Che parte di chi ci va tornare, chi si è perso prima. C'è questo spazio infinito. Aspetta, però no, questo no. No, questo dovete vedere il video, perché sennò se lo sentite nello special non c'è più una sorpresa. Senza pensare, senza parlare, senza morire, senza aspettare. Noi stiamo ancora qua è un brano che si avvicina al carnale come mondo musicale, strizza un po' l'occhio al pop rock, quello californiano, quello con i suoni crunch. Anche lì ho utilizzato più chitarre elettriche rispetto alle chitarre acustiche e classiche che stanno negli altri brani del disco. Forse il cielo non esiste più, forse pure il mare se ne va, ma una cosa sono sicuro, noi stiamo ancora. È un brano molto particolare, forse il più particolare del disco. È un brano che è nato quasi strumento e voce, che però da un certo punto in poi ha preso un modo molto anglosassone di arrangiamento, così anglosassone che ci ha ricordato U2.
YouTube proprio di We Do Without, no? E dell'album The Joshua Tree. Ad avvicinarci ai suoni ci abbiamo provato, forse un po' ci siamo riusciti, però arrivare addirittura a fare il video a The Joshua Tree penso sia praticamente impossibile. Che succede? Chissà che ci può buttare. Si rimane come ieri, si è ucciso verità. Forse il cielo non esiste più, forse pure il mare se ne va. Ma è una cosa sono sicura, mi sta ancora. Ok, parti. Ma scusa, non lo ripetiamo, via? Eugenio! Ma ci muovo. Eccola. Ale. Come si faceva? P. Ok, allora ci facciamo un attimo. C'è chi? Praticamente stiamo andando al Chinese Theatre. Domenica sera da qui ci saranno le premiazioni degli Academy Awards e questa sera Andrea Sannino aprirà questa kermesse presentando un film italiano che sicuramente l'anno prossimo vincerà tutto. L'ultimo re. Grazie, segui. Sera, tanta attesa è arrivata, siamo qui al Dolby Theatre per il Los Angeles Italia Film Festival. Io avrò l'onore e la responsabilità enorme di aprire la kermesse, canterò davanti a un pubblico di star meravigliose, sono emozionato. Niente, pregate per me. Più belle, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te. Andrea Sannino, Giuliana De Donno, welcome to Los Angeles, Italia. Oh, ragazzi, abbiamo terminato questa esperienza a Los Angeles, sono stati 5 giorni fantastici, intensi, faticosi, ma meravigliosi perché ho fatto qualcosa che non avevo mai fatto nella vita, quindi cantare in un teatro meraviglioso come il Dolby Theatre, girare dei videoclip in location pazzesche e poi con un gruppo di lavoro fantastico, Pippo, Mauro,
Alberto Dari alle riprese, Francesco Carillo, l'organizzazione di Aldo Arcangeli, che ringrazio perché tutta questa esperienza è stata fortemente voluta da lui. Ringrazio Pascal Vicedomini per l'invito invece al teatro e ringrazio tutti voi che seguirete questo special di André a Los Angeles sul mio canale YouTube. Abbracciatevi sempre forte e sognate assai.